adesso c'è una persona che io stimo moltissimo, che è Maria Antonia Bauzà di Montalò, che lei è la direttrice della Cartoscia di Valdemosa. Probabilmente non sapete che cosa è, ma è l'attrattiva, diciamo, culturale più importante delle Baleari, perché è dove Chopin ha vissuto e dove Chopin ha scritto la stramaggioranza delle sue, diciamo, grandi opere musicali. Ma soprattutto Maria Antonia quello che sta facendo è creare una rete, un club di prodotto fra le aziende e fra gli operatori culturali di Mallorca, perché a partire dalla rete possono organizzare e creare un prodotto turistico attrattivo e competitivo e non soltanto essere il complemento dei turisti balneari che vengono, ma soprattutto attirare flussi turistici specifici, posizionare l'isola di Mallorca come una destinazione dentro il turismo culturale. Non so se è già in collegamento Maria Antonia. Hola. Hola Maria Antonia, buenos días. Buenos días, buongiorno. Buongiorno. Estás delante de más o menos 200 personas, operadores turísticos. Sei di fronte a circa 250 persone, operatori turistico-culturali, e vorrei che ci spiegassi quello che fai, dato che la Certosa di Valdemosa è molto importante, è un punto di attrazione quasi forse il più importante delle Baleari, e tutto il lavoro che stai facendo anche con Club dei Productos. Grazie, grazie mille. Certo. Puedes attivare il video? Perdona? Potresti attivare per favore il video, così ti vediamo? E così ti vediamo. Tu ci vedi e noi ti vediamo. Io vi vedo. Voi non mi vedete, vero? No. No, non ti vediamo, non ti vediamo nel tuo splendore. Ecco, adesso sì. Molto bene. Buongiorno. Naturalmente sarei stata molto più felice di essere lì, ma non è stato possibile. E quindi dovremmo accontentarci di questa videoconferenza. Spero che sia anche interessante. Mi chiamo Maria Antonia, sono direttrice della Certosa di Valdemosa e presidente del Club dei Prodotti Turistici Culturali, che è stata creata l'anno scorso alle Baleari. La Certosa è una delle icone, uno dei monumenti più emblematici dell'isola, insieme alla cattedrale è uno dei luoghi più visitati dal 1232, è un luogo di visita da parte di tutti coloro che vengono a Maiorca, e siamo tra le aziende turistiche più antiche, per così dire, forse la più antica, oserei dire. Essendo oggi qua, vorrei proprio cercare di trasmettervi ciò che stiamo facendo noi nelle Baleari per cercare di far sì che i visitatori si portino via dalle Baleari soprattutto cultura da tutti i punti di vista. Quando si sono messi in contatto con me Sardinia Tourism, mi hanno spiegato che state appunto sviluppando la Sardinia Cultural Action, il cui obiettivo è mettere a punto un piano turistico per il rilancio della Sardegna e mettere a punto un nuovo tipo di turismo, perché non si tratti più solo di una meta balneare, ma una meta di turismo culturale. Noi nelle Baleari stiamo facendo esattamente questo, per potenziare questo tipo di visitatori che riteniamo interessanti dal punto di vista della sostenibilità. La mia presentazione sarà quindi divisa in 3 blocchi. Il primo è presentarvi le 4 isole, Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, e spiegarvi quali sono i punti di attrazione principali a livello culturale. Il secondo blocco è presentarvi le Baleari come scenario di unione tra patrimonio culturale e esperienza turistica. E il terzo punto ha a che fare
con il turismo culturale e la sostenibilità turistica. Andiamo al primo punto. Le isole Baleari sono un punto di riferimento mondiale a livello turistico, dato che hanno un lascito culturale senza precedenti, il lascito appunto straordinario esistente nelle 4 isole, Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, invita a scoprire la ricchezza delle sue tradizioni, e cioè storia, cultura e ambiente, la magia dei villaggi, delle città, dei paesaggi naturali, edifici storici, monumenti, siti archeologici che convivono nell'arcipelago baleare, bagnati dal caldo mare Mediterraneo e accogliente mare Mediterraneo, ci fanno respirare tutta questa magia, che chiaramente tutto ciò che ho appena detto è applicabile alla Sardegna, ovviamente. Il nostro arcipelago è segnato dalla culla, cioè dal mare Mediterraneo, e ogni cultura ha lasciato le sue tracce, dal periodo talaiotico al periodo delle epoche del modernismo gotico, romanico, eccetera. I visitatori potranno vedere attraverso il tempo delle Baleari antiche, attraverso i palazzi, le tenute rurali e i castelli, percorrendo le stradine medievali e dei centri storici, conoscendo l'arte, la cultura, visitando mostre o facendo delle visite guidate. Prova di ciò sono i riconoscimenti conceduti dall'UNESCO. In questi momenti a Maiorca è stata riconosciuta la ricchezza patrimoniale della Serra de Tramuntana e il canto della Sibilla quale patrimonio immateriale dell'UNESCO, e a Ibiza è stato riconosciuta l'importanza dell'insieme delle mura di Ibiza. Adesso stiamo preparando la candidatura quale patrimonio mondiale per i monumenti megalitici di Talayot. Il progetto si chiama la Minorca Talaiotica, per l'appunto. Qualsiasi visitatore è in grado di percepire il fascino che emana il patrimonio culturale delle nostre isole, ed è per questo motivo che il patrimonio culturale è una parte importante del nostro prodotto turistico. Secondo gli studi che sono stati realizzati dalla Camera di Commercio della Camera di Commercio di Maiorca, abbiamo il turista è tra i 24 e i 44 anni, in genere sono persone ad alto livello di istruzione e un buon potere d'acquisto, che in genere svolge il viaggio in coppia, e l'obiettivo di questi turisti è conoscere la cultura e la storia di altri luoghi. E per quanto riguarda le motivazioni particolari, sono attratti da elementi storici, avvenimenti di carattere culturale e elementi tipici o costumi di una determinata regione. In genere pianificano il viaggio da soli per conto loro, e quindi raccolgono anche molte informazioni sui luoghi che visiteranno. È un turista esigente e quindi non solo va a vedere i luoghi più evidenti, utilizza internet, utilizza riviste specializzate, ma ci sono sempre più agenzie di viaggio che offrono pacchetti culturali proprio per soddisfare queste esigenze. Il livello di spesa di questo turista in genere è più alto di quello del turista tradizionale. Un grande vantaggio di questo prodotto turistico è che inoltre è un turismo che può essere svolto durante tutto l'anno, e quindi si riesce a destagionalizzare il nostro turismo, anche perché è quello che vogliamo fare noi alle Baleari. Non vogliamo che vengano tutti in un determinato periodo, ma vogliamo distribuire il flusso turistico per tutto l'anno, e in genere la permanenza è tra 4 e 7 pernottamenti. Secondo punto, vediamo un attimo le Baleari quale scenario di unione tra patrimonio culturale e esperienza turistica. Abbiamo messo a punto diverse strategie.
E una di queste è il Club de Productos de Turismo Culturales, è un'azienda, Club de Productos Turismo Culturales, è una piattaforma di lavoro e collaborazione tra settore pubblico e settore privato. In questa stabiliamo dei piani d'azione a breve, medio e lungo termine per strutturare e sviluppare e commercializzare il turismo culturale. La missione del nostro club è inserire la cultura quale elemento chiave per lo sviluppo di un modello turistico sostenibile basato sull'eccellenza. E l'obiettivo principe di questo club è creare un'offerta turistica culturale basata sulla ricchezza patrimoniale, tradizionale, culturale, quali assi dell'identità del territorio, basata sullo sviluppo culturale e sulla sostenibilità turistica. L'idea del club è inserire la cultura quale elemento chiave per lo sviluppo di un modello turistico sostenibile basato sull'eccellenza. La strategia è posizionare Maiorca e le isole Baleari quali una delle principali mete culturali che metta a disposizione tutta una gamma di servizi legati all'identità dell'isola e delle isole, assicurando la soddisfazione dei visitatori che scelgono noi come meta, sia per motivo esclusivamente culturale o anche se vengono spinti da altri motivi, garantendo la sopravvivenza e la manutenzione dei beni del nostro patrimonio. Questo club sta mettendo a punto diversi progetti. Uno è un progetto di giardini storici, adesso per il momento non c'è ancora. Un'altra è la creazione di una carta combinata per offrire diverse visite, quindi un'unica carta per diverse visite. E in terzo luogo la creazione di cartine, mappa, ve li farò vedere adesso. Una di queste è dedicata al patrimonio, una alle feste o sagre popolari e il terzo è dedicato appunto ai giardini storici. Vi faccio vedere adesso le cartine, non so se li potrete vedere bene, spero di sì. Allora, ecco, io comunque ho un PDF che manderò all'organizzazione e quindi chiunque fosse interessato può richiederle. Ecco, spero che si veda qualcosa. Sono delle cartine fatte bene, sono di plastica e raccolgono le 4 isole e in questo caso è quello che considera gli elementi del patrimonio culturale in modo tale che le persone possano avere un'idea visiva immediata dei luoghi interessanti da visitare. E in un altro, come vedete, i vari punti da visitare anche con le persone di contatto, quindi per poter chiamare, informarsi sugli orari, avere la pagina web, eccetera. E quest'altra cartina che vedete è quello relativo alle feste, le sagre popolari, esattamente come l'altro, e indica tutte le feste e le sagre che ci sono durante l'anno, manifestazioni culturali, e nella parte posteriore ci sono le date. E con tutte queste informazioni quello che intendiamo fare è che quando il turista arriva all'ufficio di informazione o dove possa trovare queste cartine, si faccia già immediatamente un'idea e quindi possa avere le informazioni necessarie per poter visitare questi siti. Oltre a questo progetto, il progetto del Club del Turismo Culturale, ce n'è un altro che è stato avviato, e cioè gli Archeosites, si chiama in questo modo. Si tratta di percorsi per promuovere il patrimonio archeologico delle isole Baleari. Il XX secolo ci ha immerso in un momento in cui ci si impone
di trovare delle nuove soluzioni e cambiare il modo di pensare. Per quanto riguarda il nuovo scenario delle nostre isole Baleari, deve assolutamente mettere in considerazione i 3 punti importanti. Uno, il modello attuale è ormai esaurito, dobbiamo ripensare la gestione del patrimonio archeologico e culturale delle nostre isole Baleari, che sia più partecipativa, e bisogna essere più attivi e coinvolgere la cittadinanza per cercare di conservare il loro patrimonio, e bisogna far sì che si potenzi il valore della meta e la sostenibilità del turismo delle Baleari. Il progetto vuole far conoscere ai visitatori l'enorme patrimonio archeologico di Minorca, Ibiza e Formentera nel modo più opportuno, dato che è relativamente sconosciuto. Un prodotto turistico commercializzabile che emerge dal patrimonio archeologico, che mostra un volto diverso delle isole Baleari e che promette al visitatore un'esperienza unica, a contatto con la storia, la cultura e il patrimonio. In che cosa consiste la candidatura Minorca Talaiotica? Il Talaiot è una costruzione preistorica, grandi lastre a secco, sono delle torri di vigilanza, torri difensive. Questi monumenti sono monumenti autentici con un valore eccezionale grazie alla tecnica edilizia con la quale sono stati eretti e l'ottimo stato che presentano, la loro monumentalità e l'abbondanza, dato che in solo 700 km quadrati di superficie ci sono più di 1500 siti, quindi 2 per chilometro quadrato. Tra tutti sono stati scelti quelli che sintetizzano meglio la preistoria dell'isola, data la loro cronologia, funzionalità e il significato che hanno nell'ambito dell'arcipelago. Ha un enorme valore universale e eccezionale per la tecnica ciclopica, per l'autenticità, esclusività, originalità e singolarità, per il quadro cronologico nel quale erano svolti ed essere anche la testimonianza di una civiltà insulare e passata. Hanno più di 4.000 anni di storia e sono arrivati a noi in un ottimo stato di conservazione. In alcuni casi questi siti sono stati utilizzati sino al XIX secolo e insieme alla loro monumentalità tutto ciò hanno permesso che arrivassero sino a noi. La densità dei siti archeologici a Minorca è insolita peraltro, così come l'integrazione peculiare nel paesaggio nel quale sono inseriti. L'isola, con una superficie di 700 km quadrati, hanno 1574 siti archeologici, 1400 dei quali sono catalogati quali beni di interesse culturale, cioè che a Minorca ci sono 2 monumenti per chilometro quadrato. Se qualcuno vuole consultare o cercare ulteriori informazioni, può farlo visitando questa pagina web, che spero che si veda bene, www.menorcatalaiotica.com. E per far sì che questa candidatura abbia successo e che si lavori in modo coordinato e congiunto, grazie ad una struttura in cui ogni struttura dell'isola lavori in modo, ripeto, coordinato, quindi attraverso riunioni in tutte le isole, e partecipano i 4 governi locali delle 4 isole.
attraverso le direzioni del turismo di ogni isola. Lavora anche il governo delle isole Baleari nel suo insieme attraverso l'assessorato della cultura e dell'assessorato del turismo insieme all'Università delle Isole Baleari. In ogni isola si lavora per raggiungere degli obiettivi vantaggiosi per il nostro patrimonio archeologico, un rispetto di tutte le aree di lavoro, ricerca, innovazione, formazione, pubblicità e sviluppo dei prodotti turistici. Gli obiettivi di questo progetto sono: 1. Inserire nel percorso tutti i siti archeologici baleari che lo vogliano fare, sempre che siano visitabili dal punto di vista turistico. 2. Avviare una promozione turistica verso l'esterno, verso l'estero. E 3. Consolidare una struttura di lavoro insulare operativa che ci permetta di avanzare non solo nello sviluppo del percorso a livello archeologico, ma anche proporre nuovi progetti di operato e per valorizzare al massimo le nostre isole. E infine, a lungo termine, mettere a punto la possibilità che la rotta dei Fenici e la nostra rotta archeologica possano entrare in collaborazione. E vediamo l'ultimo punto: turismo culturale e sostenibilità turistica. Nelle isole Baleari siamo consapevoli delle potenzialità del nostro patrimonio culturale e non solo come attrattivo turistico, e siamo anche sensibili all'importanza di dover proteggere e recuperare gli elementi storici e patrimoniali più fragili o deteriorati. Per questo motivo, noi istituzioni pubbliche stiamo promuovendo diversi progetti, il cui obiettivo è il recupero di questi elementi e la loro valorizzazione come prodotto turistico. E il punto in comune è che sono finanziati col gettito fiscale derivante dal turismo sostenibile, che è qualcosa che viene ricavato dai pernottamenti e dai soggiorni turistici. Questo è estremamente utile per poter reinvestire una parte degli utili che il turismo lascia nelle nostre isole per poter migliorarlo, proteggere l'ambiente, preservare e recuperare il patrimonio, diversificare l'economia attraverso l'innovazione e la ricerca, migliorare la formazione e l'occupazione, particolarmente a bassa stagione, e promuovere un turismo sostenibile. E sono le finalità principali di questa tassa, di questa imposta. In questo senso, l'imposta di turismo sostenibile vuole potenziare un equilibrio tra impatto turistico e l'apporto dei visitatori e permette anche la gestione e la manutenzione del patrimonio culturale. Dall'entrata in vigore di questa nuova figura impositiva, nel luglio del 2016 abbiamo raccolto circa 6 milioni di euro e, come abbiamo appena detto, una parte di questi vengono destinati a finanziare progetti per il recupero del patrimonio storico e valorizzare elementi culturali per andare verso un turismo di maggior qualità e anche in bassa stagione. Attualmente stiamo mettendo a punto 15 progetti collegati al recupero e riabilitazione del patrimonio storico-culturale con un investimento di oltre 7 milioni di euro. Se qualcuno è interessato a sapere qualcosa di più a questo riguardo, può visitare questa pagina www.illersostenibles.com. E a questo punto concludo. Dato che purtroppo non posso essere lì con voi, mi impegno ad inviare all'organizzazione un PDF con la mia relazione, in modo tale che chiunque sia interessato possa ottenere più informazioni, entrare nella pagina web, avere le cartine, e se c'è qualche domanda sono qui a vostra disposizione. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.